la biosfera non è un fattore trascurabile all'interno del sistema climatico. Ora, questa roba qua ci ha messo parecchi milioni di anni per raggiungere l'equilibrio per cui sapete come si formano più o meno, eccetera. Ci ha messo parecchi milioni di anni a sedimentare, per cui il punto chiave è questa parola, milioni di anni, cioè il tempo scala. Questo è un fattore importante, perché i cambiamenti climatici, a meno che non caschi un asteroide, a meno che non ci sia un'esplosione vulcanica, come pure è successo nella storia del pianeta, sono dei cambiamenti lenti rispetto ai nostri tempi scali. Sono dei cambiamenti lenti. Quello che è andato a succedere nella metà del 1700 è che noi siamo andati a prendere il carbonio che stava là sotto e che è molto di più di quello che è nell'atmosfera, comparabile a quello che sta nella biosfera e negli stati superiori geologici, quindi la crosta, insomma, la terra, e l'abbiamo liberato nel giro di 200 anni. Okay? Questo è quello che è il punto fondamentale della faccenda. È il tempo scala, cioè non è che è un peccato, non è immorale, non è niente di questo. Il problema è che l'abbiamo fatto molto, molto, molto velocemente. Ora, voi dite, come cavolo fai a sapere che è vero? Beh, lo so che è vero perché è sotto gli occhi di tutti, no? Poi parliamo di quanto carbonio è rimasto nei depositi sotterranei, no? Quindi quanto petrolio sostanzialmente. Però c'è un fatto, che il carbonio che stava là sotto non è uguale a quello che stava sopra. Cioè il carbonio morto non è uguale al carbonio vivo, dal punto di vista atomico, okay? Perché non è sottoposto ai processi di spallazione dei raggi cosmici, sostanzialmente delle radiazioni che provengono dal di fuori dell'atmosfera terrestre e che fanno sì che il carbonio che stava sotto è tutto carbonio 13. Voi avrete sentito parlare del carbonio 14, no? Sistema di datazione, eccetera, eccetera. Il carbonio 14 è lievemente radioattivo, per cui decade con circa 5.000 anni di tempo di decadimento e poi si viene riformato per questi processi che vi dicevo. Per cui il carbonio vivo contiene una percentuale molto precisa di carbonio 14. Nel momento in cui non è più esposto a quegli stessi processi che lo creano, questo comincia a decadere, alla fine ha una percentuale diversa e attraverso questo confronto siamo in grado di datare l'oggetto che contiene quel carbonio in esame. Il carbonio che è stato sotto per milioni di anni, siccome il tempo di decadimento è 5.000 anni, evidentemente non ha carbonio 14, cioè è solo carbonio 13. Ora il punto fondamentale è che quando noi andiamo a vedere la composizione chimica dell'atmosfera lungo varie epoche, scopriamo che il carbonio che sta qua ha una composizione atomica diversa, è carbonio geologico. Quindi possiamo dire che era il carbonio che stava là sotto. Possiamo dire che è proprio l'utilizzo degli idrocarburi che ha determinato, non solo, il problema è anche peggio, però che ha determinato questo spike, questo picco di concentrazione di carbonio nell'atmosfera. Questo è lo stesso per varie composizioni. Ora, questi gas qua, ognuno di questi ha una capacità, in inglese dice radiative forcing, che è la capacità di trattenere l'energia dentro l'atmosfera terrestre. Il conto netto è che noi abbiamo circa, alla fine contando tutti i vari fattori, per fortuna di metano ce n'è molto meno che non di CO2, perché il metano è molto più potente del CO2, alla fine abbiamo un radiative forcing che va da circa da 1 a 2 watt per metro quadro in più. Poi madonna, ma cioè, parlavamo di 300 watt per metro quadro del sole, uno più o meno, cosa vuoi che sia, no? Eppure 1 watt per metro quadro in più o in meno, 2 watt per metro quadro in più o in meno, se voi fate la media annuale, visto che il sole è estremamente stabile, se voi fate la media annuale della quantità di energia che viene immessa nell'atmosfera, grazie a questo, è enorme. E questo impatta prima di tutto, ad esempio, sul ciclo delle acque. Uno dei problemi del cambiamento climatico è proprio questo, lo stravolgimento del ciclo delle acque, che significa un pattern completamente diverso delle precipitazioni, ma soprattutto il fatto
che diventano molto più violenti i fenomeni atmosferici, perché c'è molta più energia a disposizione per il trasferimento ad esempio tra gli oceani e l'atmosfera. Okay? Quindi questo significa che in alcune regioni, ad esempio, le precipitazioni diminuiscono come media annuale, però sono molto più estreme, cioè viene giù molta più acqua, esattamente quello che dicevi tu, o la violenza ad esempio dei venti o degli uragani è decisamente maggiore, molto maggiore, proprio per il fatto che c'è molta più energia a disposizione nel ciclo, no, delle acque all'interno del sistema climatico. Ora no, vediamo di andare più veloci. Dunque questo è l'andamento medio della temperatura, la curva rossa, osservato. In realtà ci sono poi dati fino al 2006 che continuano con questa crescita qua, poi io ve li faccio vedere. E ci sono, non so se riuscite a vederle, ma due curve. Praticamente questo è il risultato di un modello matematico di quello che sarebbe stato l'andamento della temperatura con il solo natural forcing, cioè senza l'intervento modellato dell'uomo, questo con l'intervento modellato dell'uomo, quindi quella rossa è la curva osservata, quest'area grigia è il modello matematico, mettendo insieme i due. Se vi sembra che sto dicendo delle cazzate o non sono chiaro, mi fermate e ne parliamo, non è che sia il più operativo possibile. Boh, andiamo avanti. Ecco, queste sono le previsioni di vari modelli, perché poi chiaramente dice, boh, possiamo supporre l'attività umana cessa così, di colpo. Cosa succede? Oppure l'attività umana rimane esattamente uguale a quella di adesso, che significa, tenete a mente questa parola, che cresce esattamente come adesso, non che rimane un jetblue, come si dice in italiano, è congelata, okay? Che cresce come adesso. Quindi questi sono i due estremi. Oppure che cresce ancora di più, come sarebbe in realtà previsto da svariate agenzie internazionali, come ad esempio quella per l'energia di cui vi parlo. Queste sono le previsioni di crescita della temperatura. Questo è il modello minimale, cioè quello in cui noi cessiamo di fare qualsiasi cosa adesso. Okay? Questa curva verde. Questo è quello più sfigato. Ora voi dite 2 gradi, no? Più o meno adesso, decimo più, decimo meno. A parte che forse vi ricordate che a Copenaghen quei geni, no, che sono andati là a decidere, hanno detto ma sì, accettiamo 2 gradi di temperatura entro il 2100, non so se può essere scritto, eccolo qua, 2100, no? Come limite massimo che possiamo permetterci, eccetera, eccetera. A parte che questo sarebbe un modello minimale in cui non ci siamo di fare qualsiasi cosa, a parte questo. Quindi già questo è ridicolo. Ma voi dite 2 gradi, ben dai, non è 2 gradi adesso alle 7 di sera mondiali, cioè si parla di temperatura media globale. Poi pensate che lo scatto di temperatura da un'era preglaciale a un'era glaciale di 10 gradi di temperatura media annuale globale. Quindi 2 gradi non è poco dal punto di vista dello squilibrio termodinamico del sistema planetario. Quindi già dire ci prefiggiamo 2 gradi di temperatura come modifica della temperatura media globale annuale è già un'assunzione di responsabilità notevole per 6 miliardi di persone, no? Dopodiché è anche vero che banalmente non puoi non farlo, perché la Terra ha un'inerzia, esattamente come una macchina o un treno, solo è molto più grosso. Cioè, una volta che un cambiamento è stato avviato, per fermarlo serve una quantità di energia proporzionale, no, al cambiamento. E il cambiamento climatico è già in atto. Queste sono le previsioni di una cosa che è già in atto. Per cui i 2 gradi di aumento medio praticamente già ce li abbiamo, c'è bisogno di decidere che ci vanno bene, paradossalmente. Perché c'è un'inerzia, le cose non è che si fermano e si stoppano. Chiunque ha la patente lo sa, è uguale, perché si tratta di energia, mi sembra.